Coronavirus, un altro decesso nella geriatria di Treviso, morto un 88enne di Treviso. In Veneto sale a 386 il numero dei contagiati, 100 sono ricoverati, dei quali 23 in rianimazione. Scuole e università chiuse fino a metà marzo, lo ha deciso il governo dopo il parere del comitato tecnico scientifico. Oggi pomeriggio video collegamento tra il Premier Conte e i governatori Zaia, Fontana e Bonaccini per concordare gli aiuti alle regioni colpite dall'epidemia, necessario rilanciare export e turismo. Primo caso di coronavirus all'ospedale di Conegliano, un 75enne di Orsago è ricoverato in terapia intensiva, cordone sanitario per tutelare gli altri indigenti. Crollo dei passeggeri all'aeroporto Canova di Treviso, come del resto negli altri scali veneti, tanto che si sta valutando la chiusura temporanea dello scalo. Il mese scorso avevano rubato il tricolore dal pennone della sede ANA di Vittorio Veneto. I carabinieri denunciano 4 ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Finto profilo Facebook per attaccare l'opposizione. A Mogliano l'assessore Carlo Albanese si dimette, aveva diffamato l'ex vice sindaco Daniele Ceschin, l'amarezza del sindaco Bortolato. Eccoci, buonasera, ben ritrovati, come sempre in diretta. Questa è l'informazione del TG di Treviso. Dovremmo avere in collegamento subito il presidente della regione Luca Zaia, ma chiedo appunto ai tecnici di farmi un cenno quando sarà presente con noi. In questo momento, come vi abbiamo già anticipato nei nostri notiziari, è in corso una videoconferenza con il Premier Giuseppe Conte di tutti i presidenti delle regioni. Il governatore Zaia si trova a Marghera presso la sede della Protezione Civile. Allora fatemi un cenno quando abbiamo il Presidente, così possiamo chiedere direttamente a lui come sta andando. Nel frattempo io vi devo purtroppo aggiornare l'ultimo bollettino dell'emergenza, è arrivato da pochi minuti e sono saliti a 386 casi in Veneto, 26 in più rispetto a ieri, 100 sono i ricoverati, 23 dei quali in terapia intensiva. Purtroppo si registra un'altra vittima con un nuovo decesso all'ospedale di Treviso che fa salire a 7 il numero dei morti in Veneto. Delle persone decedute 4 a Treviso, 1 ciascuno a Padova, Venezia e Mestre, dunque complessivamente hanno lasciato l'ospedale invece 12 pazienti. Sapete dunque che il cluster più ampio e principale nel Veneto è riconducibile proprio all'ospedale trevigiano. Gli ultimi 2 decessi, gli ultimi 3 provenivano proprio da lì. Allora andiamo subito a vedere il primo approfondimento del nostro telegiornale. Nei pazienti di una certa età, eccetera, eccetera, con pluripatologie, il fatto di avere un virus che si aggiunge non cambia l'esito. Non sono morte a causa del Covid-19, l'83enne di Roncade e la 97enne di Treviso, pazienti transitati in geriatria positivi al coronavirus. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, lo ripete, ricordando le gravi patologie da cui erano affetti. La conta dei decessi tra i contagiati è comunque salita a 3. La 97enne era ospite di una casa di riposo del capoluogo dove sono partiti i tamponi tra gli operatori. Allerta anche in casa di riposo a Casale, dove è risultato positivo un altro anziano. Per evitare il propagarsi del virus in queste strutture è stata creata una task force. Cercheremo anche qui di lavorare in concerto con i direttori delle case di riposo per isolare al massimo ed evitare che il Covid si propaghi ad altri. Non consideriamo un anziano qualcosa di inferiore rispetto, stiamo dando il massimo verso tutti. Per eliminare del tutto il focolaio in geriatria si sta procedendo alla progressiva dimissione dei pazienti. Tutti i pazienti, perché finora la situazione è stata un po' sigillata, però adesso l'intenzione è questa: tutti i pazienti che possono essere dimessi a domicilio perché sono già in un sistema di assistenza domiciliare integrata, e un'altra quota di pazienti verrà spostata all'ospedale di comunità. L'ospedale di comunità che è previsto nella palazzina delle malattie infettive. I più gravi resteranno in ospedale, 28 invece gli operatori sanitari positivi al coronavirus, 300 i trevigiani attualmente in isolamento. Il cluster che ovviamente è stato quello che ha colpito più persone, compreso ovviamente anche le persone degenti. Su questo stiamo lavorando, lo stiamo azzerando perché vorremmo arrivare nell'arco di una settimana, 10 giorni a
lasciare sanificare la geriatria e la vita riprende. Un caso si è verificato a Conegliano in queste ore. Si tratta di un paziente di 75 anni, ora in terapia intensiva, attualmente è stabile. Anche a Conegliano abbiamo mutuato l'organizzazione di Treviso, quindi abbiamo tirato su delle barriere per gestire il modo, per isolare precauzionalmente gli utenti che entrano con questa sintomatologia. Direttore, c'è qualcosa che vi rimproverate guardando indietro? Assolutamente no, anzi devo ringraziare tutti i nostri operatori, no, ci rimproveriamo solo del fatto che stiamo chiedendo sto chiedendo ai miei collaboratori tante ore in più, questo è il vero rimprovero che mi faccio, d'altronde non abbiamo alternative. Abbiamo ovviamente degli aggiornamenti a seguire, ma ve li dirò tra poco. Questo era il servizio preparato prima della notizia dell'ultimo decesso, che è appunto di poco fa, ma vorrei dare subito la linea al collega Cristian Arboit direttamente da Marghera, dove c'è il Presidente del Veneto. Buonasera Presidente. Sì, Anna, buonasera a tutti. Mi trovo qui con il Presidente Luca Zaia. Altro giorno di lavoro, un pomeriggio molto intenso in teleconferenza con il Governo. Quali sono state, Presidente, le sue richieste? Buonasera a tutti innanzitutto. Le richieste sono quelle di dare una mano alle nostre imprese, al tessuto economico che ovviamente vive una crisi che è paurosa. Ricordiamo che si parte da questo primo stanziamento di 3 miliardi e 600 milioni di euro grazie a una deroga comunitaria, e quindi si tratta di stabilire delle regole per erogare. Noi abbiamo chiesto che ci siano ammortizzatori sociali per anche le microimprese che hanno difficoltà a stare sul mercato e quindi a pagare gli stipendi. Abbiamo chiesto che con queste risorse si stia al fianco delle imprese, aiutandole con finanziamenti straordinari, procrastinando il pagamento di tutto quello che sono i pagamenti da fare con l'erario e molto altro ancora, le rate dei mutui, e poi accompagnarle sul mercato. E siamo davanti a una crisi straordinaria che fra l'altro è impensabile, mai avremmo pensato di dover affrontare una crisi dell'economia che nasce da un virus, e passerà, io spero passi velocemente, perché poi la prima cura per la crisi è quella di sconfiggere questo virus. Ecco, quindi un'emergenza che è economica e che sta diventando sempre più economica, Presidente. Lei ha chiesto anche dei piani di comunicazione all'esterno ma anche comunicazione interna, due fattori quindi. Sì, ma guardi, parta dal presupposto che noi abbiamo la prima industria in Veneto, che è il turismo, che fattura 18 miliardi di fatturato, il che vuol dire che avendo avuto questa azione di screditamento, per non usare altri termini più volgari, della nostra offerta turistica, delle nostre imprese a livello internazionale, bisogna assolutamente investire per riposizionare la nostra immagine e tornare sul mercato e fare in modo che i nostri vecchi clienti, affezionati clienti dell'offerta turistica, tornino nei nostri alberghi, tornino alle nostre spiagge, nelle terme, nella montagna veneta, insomma al lago, dappertutto. Detto questo, dall'altro è fondamentale parlare ai cittadini. Voglio ricordare ai cittadini che adesso abbiamo avuto la notizia della chiusura delle scuole fino al 15 di marzo, non dipende dalla Regione, perché questi sono decreti e scelte fatte a livello nazionale, ma non lo dico perché mi voglio estraneare da questo, dettate dalla commissione scientifica, un comitato scientifico rappresentato dall'Istituto Superiore della Sanità, dallo Spallanzani e da quello che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi io dico che anche a livello interno nazionale è giusto che si parli ai cittadini e si spieghino queste misure. Hanno ragione i cittadini quando dicono ma il centro commerciale è aperto e il cinema è chiuso, la discoteca è chiusa e il bar invece può aprire o altre robe del genere. Si spieghi perché si sono adottate queste misure, che non sono misure regionali, voglio ricordarlo, ma sono di un decreto. Dopodiché il virus non va trascurato, è un virus che comunque qualche danno lo fa. In questo momento abbiamo 386 persone che sono positive al virus, abbiamo 100 persone in ospedale delle 386, delle quali 23 sono in terapia intensiva. La nostra preoccupazione è che da un lato ogni persona positiva manda in isolamento fiduciario, cioè manda in isolamento a casa, presso la propria abitazione, tutti i contatti. Quindi tra questi contatti immaginatevi se la persona positiva è stata scoperta in ospedale, finiscono anche i medici in isolamento, gli infermieri e quant'altro. Dall'altro abbiamo anche la necessità di dire che è fondamentale
intervenire da subito con l'isolamento. I cittadini devono lavorare in squadra, devono essere solidali, responsabili, evitare di andare in mezzo a luoghi affollati, mantenere le distanze di sicurezza che sono quelle ad esempio che noi non abbiamo, non stiamo dando un buon esempio, perché quando si parla si emette un vapore acqueo, no? Noi non lo vediamo questo vapore acqueo, ma potrebbe veicolare il virus e quindi lo facciamo inalare a qualcun altro o viceversa lo inaliamo noi. E poi lavarsi spesso le mani perché le mani potrebbero, nello scambio toccando, che so, stringendo una mano eccetera, possiamo avere il virus sul palmo della mano, poi ci tocchiamo la bocca o gli occhi o il naso e finisce che ce lo inaliamo. Queste sono regole basilari, quindi al di là dei tanti decreti che fanno a livello nazionale, ma non andare in mezzo al casino, alla confusione per capirci, tenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro e cercare di fare la vita normale che facciamo sempre, senza panico, e ne verremo fuori anche da questa partita. Ecco, un'ultima battuta sulla sanità veneta, il personale è sotto stress, ce la fa in questo preciso momento, la sanità veneta sta rispondendo? Ma guardi, io li ringrazio sempre, ringrazio gli Angeli col Camice che sono tutti dipendenti della sanità, ma ringrazio anche gli operatori sociosanitari, gli infermieri che portano il camice anche loro, ma ricordiamoci anche di quelli che fanno altre attività, gli amministrativi, chi fa le pulizie negli ospedali, tutti. E vivono un momento di difficoltà, mettono a repentaglio la loro salute per curare i cittadini e quindi questa è la vera sfida. Abbiamo 68 ospedali, abbiamo dimostrato che tutte le bugie che dicevano in mesi passati che avevano dato la sanità al privato, io dicevo guardate abbiamo diminuito anche i budget ai privati in questi 10 anni e ne vengono fuori adesso che siamo una regione che mantiene questo servizio, questa lotta al virus con il pubblico, il che non è che vuol dire che denigriamo il privato, ma noi le terapie intensive ce le abbiamo nel pubblico, perché questa è la vera sfida. Dopodiché dico anche che un mio pensiero, me lo lasci dire, a favore degli cittadini di Vo che si sono trovati ad essere i primi a avere i 2 contagi, peraltro il signor Trevisan è anche deceduto e da lì è partito il primo focolaio, da lì il primo decreto del governo per l'isolamento, cercando di isolare subito il focolaio, poi si è dimostrato che di focolai in giro per il Veneto ce ne sono tanti, però è bene ricordare il sacrificio che stanno subendo questi cittadini che sono ormai in quarantena alla volta di domenica, sono 15 giorni. Ecco, domani, ultima battuta, a mezzogiorno un appuntamento importante sempre qui all'unità di crisi, cosa farete, cosa direte? Ma sì, vi aspetto domani, non mi faccio anticipare tutto, ma insomma parleremo con l'Università di Padova di un grosso progetto, sempre per parlare di coronavirus, perché noi non abbassiamo la guardia e alla fine vinceremo. Grazie Presidente. Ecco Anna, è tutto anche per questa sera dall'unità di crisi di Marghera, ti restituisco la linea. Grazie al collega Cristian Arboit, grazie mille. Noi andiamo avanti, c'è una precisazione da fare in merito ai dati che vi abbiamo dato in apertura del bollettino diffuso dall'azienda Zero. La precisazione arriva proprio dall'Ulso 2 e dice questo: chiedo alla regia di poter rimandare in onda il bollettino, la grafica del bollettino, in modo che la notizia che sto per dare sia più chiara per tutti. Allora, i 3 nuovi positivi registrati dal cluster Treviso sono riferiti ad altrettanti pazienti attualmente ricoverati in malattia infettiva al Cafoncello. 2 donne rispettivamente di 82 e 84 anni erano state ricoverate in geriatria prima del decesso registrato in quel reparto il 25 febbraio. Il terzo paziente, un uomo di 84 anni, proviene invece dal domicilio. Rispetto a stamani, i deceduti salgono complessivamente a 6 per il decesso di 2 pazienti della geriatria, entrambe con pluripatologie, una di 90 anni e l'altra di 88, positive al Covid-19. Era doveroso dunque dare questa precisazione e adesso invece con le immagini andiamo al complesso Appiani, dove questa mattina l'ufficio del giudice di pace era chiuso. La notizia è apparsa attraverso un cartello che era fisso proprio davanti alla porta dell'ufficio del giudice di pace. Si comunica, si legge che nella giornata di oggi l'ufficio del giudice di pace rimarrà chiuso in considerazione della situazione di emergenza. Una dipendente del Tribunale di Treviso pare si trovi ricoverata in terapia intensiva a causa di un'infezione polmonare causata da coronavirus. Le sue condizioni vengono giudicate discrete, ma intanto 10 colleghi sarebbero stati messi in quarantena. Nella giornata di domani si terrà in tribunale a Treviso una riunione per stabilire quali misure prendere per impedire il contagio. E adesso un servizio che di fatto conferma la notizia che vi abbiamo dato poco fa, è ufficiale, le scuole saranno chiuse fino al 15 di marzo.
Una giornata di attesa dell'ufficializzazione di una decisione nell'aria da giorni, quella di una chiusura generalizzata di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo. Notizia che rimbalza da una chat all'altra di genitori e che i sindaci della Marca trevigiana commentano con la prudenza dovuta a un provvedimento che sanno pesare sulle famiglie. Ci stiamo confrontando appunto con il prefetto, che chiaramente sulla quale abbiamo chiesto delle spiegazioni rispetto a questo, e man mano che avremo da lei delle spiegazioni rispetto a quella che sarà la procedura, poi ci adegueremo a quella che sarà la volontà. Chiaramente sono decisioni che appunto ci pervengono da parte dello Stato centrale. Si parla di smart working, si parla di scuola online, per cui sarà un problema anche attivarci per questo, soprattutto per lo smart working rispetto agli edifici pubblici. Sono decisioni ministeriali, non possiamo non obbedire a quello che ci viene imposto. Dovrebbe anche arrivare, e questo secondo me è un fatto molto grave, una circolare dove lo Stato comunica che qualsiasi ordinanza dei sindaci in merito ai decreti ministeriali è inefficace, quindi ha effetto nullo. Questo vuol dire veramente prendere in giro i sindaci, prendere in giro il territorio, in quanto siamo noi le prime sentinelle sulle vere emergenze che il nostro territorio deve vivere. Molti comuni stanno deliberando sconti sulle rette degli asili, ultimo in ordine di tempo Gaiarine, ma l'emergenza coronavirus sta creando anche altri contraccolpi, come accade all'Istituto Filippin di Pieve del Grappa, in cui sono saltati i corsi programmati da qui a settembre con 300 studenti americani. Hanno ricevuto l'ordine dalla loro organizzazione sanitaria americana di rientrare, pertanto c'è un grosso danno anche nel nostro piccolo rispetto a questo, perché parliamo di 300 ragazzi che frequentavano non solo l'Istituto Filippin, ma comunque frequentavano il paese, e a Pieve del Grappa chiaramente 300 persone in meno creano un danno a tutte le attività economiche. Ora ci fermiamo per pochi secondi e tra pochissimo torniamo in onda. Eccoci ben ritrovati di nuovo in onda. Adesso con le immagini ci spostiamo all'aeroporto Canova di Treviso, che oggi ha registrato un drastico crollo del numero dei passeggeri, come del resto anche negli altri scali veneti, tanto che si sta valutando la chiusura temporanea dello scalo. Aeroporto Canova, ore 13. L'effetto coronavirus è palpabile. I passeggeri, pochissimi, trascinano i trolley verso i gate deserti. Il crollo del numero dei viaggiatori è impressionante. L'effetto supera quello di un attentato terroristico. Siamo a oltre il 60% di passeggeri in meno a Treviso, come al Marco Polo di Tessera, dove le foto dal coprifuoco dell'area commerciale sono l'emblema dei danni che il settore sta subendo. Diversi esercizi hanno già deciso di abbassare le serrande, mettendo in ferie o permesso i dipendenti. Alcuni servizi di trasporto in bus dei passeggeri hanno sospeso il servizio. Crollo degli arrivi come delle partenze, anche alla luce della chiusura all'Italia di diversi paesi. Gli altri aerei viaggiano ancora, ma praticamente vuoti. Ryanair ha deciso di tagliare il 25% dei voli da e per l'Italia a partire dalla metà di marzo fino all'8 aprile. Poi si vedrà. E tra le varie ipotesi che in queste ore Save Air 3 starebbe vagliando per limitare le perdite, c'è anche quella della chiusura temporanea del Canova, dirottando voli e passeggeri su Venezia. Venerdì è in programma un incontro con i sindacati dei lavoratori per definire la situazione rispetto all'occupazione e misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza. Come sindacato noi ci impegneremo da subito, e l'abbiamo ribadito alle aziende che ci hanno contattato, per evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali e per garantire tenuta di reddito e occupazione a tutti i lavoratori, sia diretti sia degli appalti e dell'indotto. È la paura del droplet, la gocciolina di saliva in grado di trasmettere il virus. Adesso con le immagini andiamo a Montebelluna, c'è stato un calo in ristoranti e bar, ma non più di tanto, perché pare che le abitudini siano più forti. Il pollice verso è eloquente. Oltre che per la salute, il virus è una minaccia per gli affari di bar, negozi ed esercizi pubblici in genere. E poco importa se gli inviti alla prudenza e l'ordine di evitare assembramenti provengano dall'alto. Per alcuni la colpa principale è dei media. Terrorismo giornalistico, perché l'Italia è la più agguerrita e ci stanno massacrando. Facciamo un giro per Montebelluna bussando alla porta di altri locali.
Certo, ansie e timori suggeriscono alle persone i comportamenti da tenere, improntati alla cautela, e ci si mette pure il tempo. Scopriamo che la situazione è seria, sì, ma non ancora drammatica. Dopo la chiusura delle scuole si è visto un notevole calo, soprattutto nella pausa pranzo, diciamo, mentre la sera comunque si riesce a lavorare sicuramente meno perché c'è un po' di paura, la gente si muove poco, però si lavora comunque, insomma. E finora io non ho riscontrato grossi problemi, ovviamente la diminuzione c'è, ma è anche un periodo un po' così dell'anno sempre molto basso. Un po' di gente che si muove meno ce n'è, dopo i soliti clienti vengono lo stesso, noi siamo un bar, non è che ci sia un gran flusso, sono i soliti clienti che vengono. No, noi non rinunciamo alle nostre abitudini, perché non che voglio neanche essere così tragici, cioè capisco la prudenza, questa sì, però ovviamente non eccessiva. Ma guardi, il caffè io lo prendo sempre e non cambio neanche locali. E sulla novità della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra persona e persona per evitare il cosiddetto droplet, la gocciolina di saliva responsabile del potenziale contagio, si va dall'imbarazzo del barista nel far rispettare la norma alle battute divertite dei clienti. Diversi clienti sono entrati, ci hanno chiesto: signora, posso stare al banco? Abbiamo detto di no a malincuore, perché comunque se vai al tavolo a prendere l'ordinazione il contatto col cliente c'è. Cioè, la vicinanza c'è. La gran parte della gente cerca di stare distante. Avete sentito parlare delle misure di sicurezza del metro da rispettare al bar? Sì. Via. Dal bicchiere non riesco a stare 1 metro dal bicchiere, altrimenti... Allora lasciamo da parte un attimo quest'ampia pagina dedicata all'emergenza del coronavirus per parlarvi del terremoto politico a Mogliano. I carabinieri infatti hanno scoperto la vera identità che si celava dietro il finto profilo di Donato Tarantella, che nello scorso settembre aveva diffamato su Facebook l'ex vice sindaco Daniele Ceschin. Si tratta dell'attuale assessore Carlo Albanese, che si è autodenunciato dell'accaduto e ha presentato al sindaco le sue dimissioni. Una vicenda che riguarda non un passante, ma la figura della Lega che ha ricevuto più voti a Mogliano, peraltro premiata con l'assessorato alla sicurezza. Così ha commentato Ceschin. Prendo atto che oggi l'assessore Carlo Albanese ha compiuto un atto di coraggio, maturità e correttezza nell'ammettere l'errore compiuto qualche mese fa. Ha commentato in una nota il sindaco Davide Bortolato: per me questa notizia arriva in maniera del tutto inaspettata e si rivela una vera e propria doccia fredda. Accolgo con tristezza e una vena di amarezza le dimissioni dell'assessore Albanese, che fino ad oggi ha lavorato bene e con passione. Tratterò personalmente i referati di Albanese per dare un punto fermo ai dipendenti comunali dei settori interessati. E adesso da Mogliano, Vittorio Veneto, ricordate, avevano rubato il tricolore dalla sede dell'ANA. Sono stati trovati e denunciati 4 minori. Eccoli in azione nella notte tra il 10 e l'11 febbraio i 4 giovanissimi ragazzi responsabili del furto della bandiera issata sul pennone della sede ANA di Vittorio Veneto. Un gesto deprecabile da subito denunciato dagli alpini, che aveva suscitato indignazione in tutta la città. In appena 23 giorni i carabinieri della stazione di Vittorio Veneto, con il supporto della polizia ferroviaria di Conegliano, sono riusciti a identificare tutti i responsabili del furto. La soddisfazione del presidente della sezione cittadina degli alpini. Non avevamo dubbi che sarebbero arrivati a questo risultato individuando i responsabili. Gli studenti ora denunciati alla Procura della Repubblica dei Minori di Venezia sono 4, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, residenti a Vittorio Veneto e Conegliano. Un'azione compiuta da giovani che stupisce e rammarica molti alpini. Mi spiace che siano ragazzi, probabilmente vivono in un mondo che non li aiuta a crescere. Il tricolore è presso la caserma dei carabinieri e io sono già stato invitato ad andare a ritirarlo, cosa che farò oggi stesso o domani mattina. Tutti gli istanti sono stati immortalati dagli obiettivi delle numerose telecamere del sistema di videosorveglianza nell'ex deposito merci della stazione ferroviaria di Vittorio Veneto. Pochi giorni dopo il riconoscimento si è concretizzato quando una pattuglia dei carabinieri stava effettuando un servizio di controllo presso l'area Fender. Uno dei 4, fermato e identificato, dopo essere stato messo alle strette dagli investigatori, ha deciso di confessare, manifestando anche un pentimento.
Successivamente il minore ha quindi deciso di riconsegnare spontaneamente il tricolore che custodiva nella propria abitazione. Grazie alle indicazioni fornite dal ragazzo, i militari sono poi risaliti all'identità degli altri 4, che sono stati denunciati per il reato di concorso in furto aggravato. Gli alpini, nonostante tutto, sono pronti a perdonare. Assolutamente sì, e laddove soprattutto vediamo un gesto, un segno di pentimento loro. Ancora la cronaca, un negozio di toilettatura abusivo è stato individuato e sanzionato l'altro ieri dal nucleo di polizia commerciale del comando di via Castello d'Amore. L'esercizio si trovava in zona Monigo e lavorava senza alcuna autorizzazione sia per il servizio di polizia e toilettatura dei cani sia per la vendita di prodotti animali. Per questo motivo l'esercizio è stato sanzionato con 2 verbali distinti per un totale di 8.000 euro. A carico dell'impresa vi sarà anche una segnalazione all'Agenzia delle Entrate, in quanto completamente sconosciuta sotto l'aspetto fiscale. Da gennaio ad oggi sono state chiuse, a seguito dei controlli commerciali, una vineria, un negozio di alimentari, entrambi abusivi, a cui si aggiunge questa terza chiusura. Andiamo adesso alla pagina di notizie che arrivano dal Bellunese. Ospedale di Feltre, sono 2 medici positivi al coronavirus. La nostra Tiziana Bolognani ha raggiunto il direttore generale dell'ULSS 1, Dolomiti. Sì, a Santa Maria del Prato si è conclusa da poco la conferenza del direttore generale Rasi Caldogno, che ha illustrato la situazione di emergenza, pseudoemergenza, che è emersa questa mattina in ordine alla positività di 2 persone dipendenti della struttura sanitaria afferenti all'area chirurgica, e per questo motivo l'ULSS già questa mattina ha assunto delle decisioni di protezione per la prevenzione evidentemente della diffusione del virus. Dottor Rasi, voi avete scelto di contenere l'attività dell'area chirurgica. Sì, abbiamo non appena avuta questa mattina presto la notizia della positività di un nostro dipendente afferente all'area chirurgica. Abbiamo proceduto, la direzione medica ospedaliera ha proceduto senza indugio a attivare le indagini epidemiologiche necessarie, e nel corso di queste indagini sostanzialmente è emersa la necessità di avviare 27 persone all'esame del tampone, no? Queste persone sono state appunto oggetto di tampone. Questi tamponi sono stati inviati a cura del Dipartimento di Prevenzione e della Unità Operativa di Malattie Infettive della nostra azienda, sono stati avviati a Padova per il necessario esame, e siamo in attesa di ricevere tra oggi e domani i risultati di questi tamponi. Ecco, voi avete ristretto l'attività chirurgica, che è limitata esclusivamente alle urgenze, alle emergenze, mentre quell'attività programmata è stata rinviata. Quando si risolverà la situazione, quando sarà più chiaro il quadro? Corretto, esattamente così, nel senso che in via naturalmente precauzionale tutta l'attività programmata viene sospesa di tutte le unità operative afferenti al Dipartimento di Chirurgia, e naturalmente quando avremo il quadro esatto delle positività o delle negatività, come ovviamente ci auguriamo, saremo in grado anche di rimodulare naturalmente anche la nostra offerta per quanto riguarda tutte le operazioni programmate in agenda. Resta un dato positivo, che è quello che dice che nessun paziente, nessuna persona, nessun bellunese fino ad oggi è ricoverato con sintomi, con positività al coronavirus, è corretto? Sì, confermo. Alle 14 di oggi abbiamo avuto l'evidenza che il ricoverato che avevamo evidenziato nel rapporto di ieri si è rivelato
fortunatamente negativo, per cui ad oggi alle ore 14 nessun caso di positivo è tra i ricoverati degli ospedali dell'ULSS Dolomiti. Ringraziamo il dottor Rasicaldogno, da Feltre è tutto, a voi. Grazie alla collega Tiziana Bolognani. Ancora una notizia dal Bellunese: stiamo lavorando con la Federazione Italiana Sport Invernali e con il governo perché le finali di Coppa del Mondo di sci si svolgano ugualmente anche a porte chiuse. Lo ha reso noto il coordinatore dei parlamentari veneti del Partito Democratico, Roger De Menecca, a proposito dell'emergenza coronavirus. Crediamo importante, ha detto, lo svolgimento della manifestazione di Cortina in programma dal 18 al 22 di marzo, di fatto un preludio ai mondiali di sci del 2021. Diversamente da altri sport non sarebbe possibile spostare le gare. Dunque è possibile che questi campionati vengano mantenuti, però ovviamente a porte chiuse. È tutto per questa edizione trevigiana dei nostri notiziari. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Dopo l'ondata di maltempo di inizio settimana, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il nostro territorio giovedì. Ma vediamo nel dettaglio la situazione del 5 marzo. Sul Veneto al mattino sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento dappertutto. Più nubi poi dal pomeriggio con precipitazioni via via più diffuse e a tratti anche intense, specie in serata e poi durante la notte. Temperature stazionarie, minime comprese tra -1 e 3 gradi, massime invece tra 8 e 12 gradi all'incirca. Bel tempo sul Friuli Venezia Giulia, quantomeno nella prima parte della giornata. A seguire il cielo diventerà sempre più nuvoloso con l'arrivo delle prime piogge entro sera. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece oscillanti tra gli 11 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui dapprima sarà soleggiato, poi condizioni di maltempo intenso con neve localmente anche a bassa quota. Temperature minime fino a -3 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.